Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi martedì 19 aprile. Lieve incidente ieri sera sulla rotonda che porta al McDonald's, coinvolti alcuni ragazzi minorenni in sella alla propria bici elettrica, ci riferiscono senza luci. Intervenuta quindi la Polizia di Stato. Nel dicembre del 2017 una ragazzina solare, bella e gioiosa, è venuta a mancare in una circostanza del tutto simile. Niente insegna fino a quando non ci tocca da estremamente vicino. Abbiamo tutti il pianto per Chiara e lei manca a tutti coloro che la conoscevano. Facciamo in modo che certe tragedie non avvengano più. Insegniamo ai nostri figli la prudenza e l'attenzione e che la vita che abbiamo da vivere è una sola. 2 giorni di bel tempo e le vacanze pasquali hanno portato a Chioggia, Sottomarina e Isola Verde un buon numero di turisti che hanno riempito le strutture ricettive ed accoglienza. I ristoratori e gli alberghi si possono dire tutti molto soddisfatti della risposta che la destinazione turistica sta ottenendo. Folle di turisti hanno riempito all'inverosimile le numerose cicchetterie e baccari che si sono aperti in Rivavena e che hanno donato alla Fondamenta una nuova vita con un'affluenza di persone ben diversa da quella che la Riva ha conosciuto fino ad ora. La gente si attarda lungo tutta la giornata fino a sera inoltrata, facendo sì che la vita in questa zona pulsi forse più che da in qualsiasi altra zona a Chioggia. La mattina i negozi e i banchi di frutta e verdura, i pomeriggi e la sera i locali di ritrovo. Come in tutte le cose, anche in questa ci sono i pro e i contro. Se la maggiore affluenza di persone riempie i locali, disincentivando vandali e piccoli delinquenti ad attardarsi facendo i propri comodi, chi qua è residente si era abituato a una vita serale tranquilla, capita che sia infastidito dagli orari dei locali dove i giovani si ritrovano per stare in compagnia. C'è chi ha definito questo lungo fine settimana un delirio che fa ben sperare nella prossima stagione estiva. Infatti chi di solito arriva a Chioggia durante il lungo fine settimana pasquale torna durante le vacanze estive. Se il buongiorno si vede quindi dal mattino, ci si aspetta un'estate, turisticamente parlando, favolosa. E questo è il nostro staff di Pasta Mia. Benvenuti alla Pasta Mia, grazie e venite che vi aspettiamo. In tantissimi vi Vi aspettiamo. Il cicloturismo è quello che sta trovando sempre più accoliti che scelgono Chioggia come punto di partenza verso le mete di Caroman, Pellestrina, Lido e Venezia. Come l'anno scorso e come durante le prime domeniche di questa primavera, i cicloturisti si sono affollati all'imbarcadero di Vigo per prendere i mezzi verso la destinazione scelta sia con i vaporetti che con i taxi tipo l'Ulisse. Il problema è sorto a Caroman in quanto è stato tolto il pontile che permetteva all'Ulisse di far sbarcare i turisti muniti di bicicletta a Caroman. La volontà di toglierlo è stata presa dal magistrato alle acque di Venezia. La motivazione addotta è stata inerente alla sicurezza che sembrava essere mancante. Da tempo però i residenti a Pellestrina si lamentavano dell'indisciplina dei turisti in bicicletta, i quali, con la scusa di essere in sella un mezzo sostenibile, passavano ovunque, indifferenti alle norme del codice della strada.
al buon senso e alla più semplice buona educazione, invadendo strade e non apportando null'altro alla frazione di Venezia se non fastidio. C'è stato anche chi ha fatto notare che alcuni cicloturisti andavano in bicicletta sopra il murazzo, non mantenendo alcun rispetto per la struttura storica, ma neppure nessuna considerazione per la vita umana, vista la pericolosità della struttura stessa, da cui 3 persone sono cadute pur andando a piedi, 2 delle quali sono decedute. Di fatto gli abitanti di Pellestrina non hanno visto di buon occhio l'aumento di questa forma di turismo e il fatto che sia stato tolto il pontile di Caroman non è detto che per i pellestrinotti sia uno svantaggio. I numerosi turisti che hanno avuto come punto di partenza Chioggia l'hanno mantenuta anche come punto d'arrivo, ma la fila per poter tornare a Chioggia in vaporetto è stata molto più lunga e concentrata di quella che si è formata all'andata. La bella giornata ha invogliato ad allungare la giornata di divertimento. La mancanza di un numero adeguato di mezzi ha fatto il resto. La folla che si è creata all'imbarcadero per il ritorno verso le 19 sembrava essere eterna e saranno state necessarie numerose corse per portare tutti alla base, sicuramente tra il disappunto dell'utenza. Se da Chioggia sembra esserci l'esigenza di richiedere un maggior numero di corse, non è così scontato che la frazione veneziana sia d'accordo. Il numero di turisti arrivato ieri a Chioggia è stato, come tutte le domeniche, abbondante. In molti hanno parcheggiato l'auto per inforcare la bici, ma in molti hanno girato per la città, sia in centro storico che in lungomare, a Sottomarina, dove tra l'altro si è tenuto un grande mercatino che si è snodato a partire dalla zona della Storia verso nord fino al campo di calcio a 5. Fino dalla mattina moltissime persone si sono riversate quindi in lungomare, dove il mercatino ha fatto da contorno alla passeggiata di turisti e di residenti. Folla quindi anche sul largo marciapiedi del lungomare lato est, invaso però anche dalle moto e dalle biciclette parcheggiate nei pressi di alcuni bar, quando ad una 50 di metri scarsi i parcheggi dedicati agli stessi mezzi erano liberi. I problemi dovuti alla mancanza cronica di parcheggi si fa sentire al di là del nuovo Parco Unione, che sembra però funzionare a pieno regime. Ieri, il primo giorno prima, le auto invadevano tutte le fondamenta dove la circolazione veicolare è possibile, creando veri e propri intasamenti al traffico. In Canale Lombardo la circolazione a doppio senso di marcia in alcuni punti era improponibile, a causa delle auto da un lato, i tavolini dal bar e dei ristoranti dall'altro e le persone che trovavano i marciapiedi occupati e dovevano per forza di cose camminare in mezzo alla strada. Se da un lato c'è mancanza di parcheggi, dall'altro c'è il poco rispetto dei divieti. Il prossimo weekend lungo sarà tra domenica 24 a unirsi a lunedì 25 aprile. I tempi sono ristrettissimi, speriamo che si intraveda qualche soluzione tampone urgente ed estemporanea per alleviare il disagio dei parcheggi. La scorsa settimana c'è stata una commissione consiliare sul Parco degli Orti secondo e terzo lotto. Ci ha scatenato una bagarre all'interno del gruppo Facebook nato per promuovere l'area. Area in mano a una miriade di proprietà private ed alcune aree demaniali. Tra le proprietà private sono poche quelle ancora coltivate, ci sono aree adibite a discarica di tubazione varie, aree lasciate incolte all'incuria in mano a molti proprietari in disaccordo per l'eredità e altre dichiarate edificabili in attesa che si possa procedere con la costruzione. Bagarnata tra chi vorrebbe che l'area rimanesse nelle condizioni attuali, ottimo sfondo per foto emozionali, e tra chi vorrebbe che l'area si sviluppasse come previsto con edifici ad altezze digradanti a partire dai 4 piani, arrivando a 2, con relativi percorsi viari che siano anche di alleggerimento alle strade attuali di entrata e uscita sottomarina.
Molto diverse quindi le opinioni di chi nell'area ha delle proprietà per le quali da anni si pagano tasse e per chi vorrebbe preservare il bellissimo paesaggio da cartolina, un'area non ancora invasa dalla speculazione edilizia, mantenente ancora la sua connotazione rurale, ora purtroppo caratterizzata da campi invasi da sterpaglie e casoni mezzi diroccati, utilizzata spesso come discarica a cielo aperto da chi vuole liberarsi, non visto, di residui da attività edili o di rifiuti ingombranti. Realiste le opinioni di chi si rende conto della necessità di trovare uno sbocco al traffico che d'estate invade la città per rendere meno disagevole a tutti, residenti inclusi, lo spostarsi anche durante le domeniche d'estate. Come ha affermato qualcuno in un commento, va bene la tutela del patrimonio storico, culturale e naturalistico, ma bisogna contemporaneamente guardare allo sviluppo della città, tenendo conto che molti di quei terreni sono di proprietà privata, la quale gode di diritti oltre che di doveri, tra cui fare del terreno di proprietà ciò che la legge permette di fare, incluso costruire se ciò gli è concesso. Allora vi ricordo, soprattutto per quelli che vogliono bene a Chioggia Azzurra, i fan, i sostenitori, anche chi magari vuole meno bene ma comunque è contento del servizio che facciamo, che quando guardate un video di Chioggia Azzurra potete tranquillamente e ci aiutereste anche come sostegno e diciamo al di là di condividere tutte quelle cose là se volete, se ritenete, ma soprattutto potete iscrivervi al canale, quindi c'è la campanellina, vi iscrivete e schiacciate la campanellina in modo tale che così quando c'è un nuovo contenuto sul canale YouTube automaticamente vi arriva la notifica. Ciao! Argomenti questi che toccano così da vicino gli interessi di molti, che siano di carattere economico o di carattere etico, sociale, che riguardino la storia, le tradizioni o la volontà di preservarle, dovrebbero essere trattati con cognizione di causa e non solo per fare polemica senza dati certi su quelli che sono gli effettivi progetti che si intendono mettere in opera e le effettive zone che si vanno a toccare. Il basare una discussione così importante su un post, anche se di Chioggia Azzurra, o sull'aver sentito parlare qualcuno che era in commissione potrebbe non essere sufficiente. Esistono carte, progetti, disegni, tutta una serie di osservazioni che bisogna conoscere per dare e indirizzare un'opinione. Il no a prescindere solo per mantenere uno status quo dovrebbe eventualmente lasciare il posto a un no con cognizione di causa, o forse anche a un sì. Come ha scritto su un commento l'ex presidente del Consiglio Andri Bullo, essere estremisti in tutto non ci porta da nessuna parte, se non a bloccare la città e a lasciare il parco oggetto di vandalismi e di sporcizia. Tra i primi firmatari a sostenimento del comitato figurano personalità politiche cittadine di tutto rispetto, le quali non sono state tenute in nessuna considerazione dopo aver firmato. Lo affermano in calce in un post. Si tratta di Alessandra Penzo, ex candidato sindaco, ex assessore all'urbanistica, ora consigliere comunale, Andri Bullo, ex presidente del Consiglio, e Daniele Padoan, uno tra i consiglieri comunali della precedente amministrazione più informati ed attenti. Probabilmente tra quelle firme ci sono numerosi altri politici attuali e del passato, persone che dal comitato non sono state tenute in considerazione, però la cui esperienza poteva essere fondamentale per un gruppo che desidera preservare un'area che dalla cui esperienza poteva solo che trarre beneficio. Ci si chiede quindi che interesse possa avere questo gruppo a non tenere in considerazione persone che possono apportare le proprie competenze lavorando in una stessa direzione. Chiunque avrebbe preso da parte, o comunque potrebbe farlo anche in futuro, questi politici chiedendo consigli, dritte e lumi.
Probabilmente il motivo sta nel fatto che il gruppo è nato come gruppo apolitico, seppur tra le sue fila ci sia tra i più attivi un ex candidato alle precedenti elezioni tra le file di Energia Civica. Ieri a Pasquetta, a fianco dei bidoni per la raccolta dei rifiuti in via Alga, sono sbucati dei carrelli e dei cestini, entrambi appartenenti al vicino supermercato PAM, colmi di mattoni e resti edilizi, almeno 5. Chi ha fatto i lavori in casa non sapeva come smaltire i resti della demolizione e ha pensato bene di farli mettendoli in mezzo a una strada, ma vicino ai bidoni, in modo che Veritas potesse accorgersene e smaltirli. Veritas non è autorizzata al conferimento del residuo di lavorazioni di edilizia e anche se lo fosse nessun operatore sarebbe in grado di svuotare quei carrelli nel cassone di un furgone della Veritas, a meno che tra i dipendenti non figuri Hulk in persona, cosa di cui saremo probabilmente informati. A parte gli scherzi, Veritas è tanto attenta che non vada buttata via una cartaccia nel bidone non corretto, per cui sorprende che di fronte a certi disastri sia inerme. La spesa per conferire i mattoni al resto cadrà in capo a tutta l'utenza e come al solito i furbetti di turno la passeranno liscia. Siccome ciò che hanno buttato è probabilmente solo una parte di ciò che devono ancora buttare, sarebbe il caso che qualcuno faccia attenzione a partire dai prossimi carrelli del PAM che stranamente spariranno. Non sempre i turisti che arrivano a Chioggia lasciano dietro di sé un bel ricordo del proprio passaggio. Ieri sera, attorno alle 11:30, un camper, prima di iniziare il viaggio per tornare a casa, ha parcheggiato in strada all'altezza del tribunale a Borgo San Giovanni, scaricando le acque nere nel tombino dell'acqua piovana. Ecco, di questi turisti Chioggia non ha bisogno. Qualunque autorità chiedesse il numero di targa per fare opportune verifiche a disposizione in redazione. Giornata di traffico ieri in Veneto, funestata però da 2 incidenti mortali. Il primo è avvenuto alle 19 a Codogna in provincia di Treviso, che ha visto scontrarsi 2 vetture. Sono 2 i feriti gravi e una persona deceduta. Il secondo alle 20 a Rivoli Veronese, dove l'autista di un pick-up ha perso il controllo del mezzo percorrendo una strada bianca, capovolgendosi su un fianco. Deceduto il giovane conducente. Il giorno 23 aprile, sabato prossimo, si terrà presso l'Auditorium San Nicolò di Chioggia il concerto per pianoforte del maestro Marcello Cesena nell'ambito del progetto Dal mosaico alla musica, una delle iniziative promosse per i 1600 anni di San Marco e di Venezia.
L'ingresso sarà gratuito e il concerto inizierà alle ore 21. Si doveva tenere ancora lo scorso inverno, ma a causa della pandemia è stato necessario posticiparlo. La mostra itinerante faceva parte di un progetto didattico PCTO, dal quale i ragazzi delle scuole ad indirizzo turistico conseguivano competenze ed opportunità di ambientarsi nel mondo lavorativo, applicandosi come guide turistiche. 24 aprile, domenica prossima, presso l'Auditorium San Nicolò in Centro Storico, si terrà a partire dalle ore 17:30, nell'ambito della 48esima stagione concertistica, la prima esibizione della Gioventù Musicale di Chioggia, con il concerto Alma Saxophone Quartet, che vedrà sul palco Simone Bellagamba al sax soprano, Andrea Piccione al sax contralto, Francesco Desideri al sax tenore e Andrea Leonardi al sax baritono. Le musiche su cui si avviseranno saranno di Bernstein, Rieu, Gerwish, Zappa e Corea. L'abbonamento a tutti i concerti costerà 15 euro, mentre per i tesserati amici della Gioventù Musicale Italiana il prezzo sarà di 5 euro. Il costo di ogni concerto è di 5 euro e le prevendite saranno possibili presso Palazzo Ravagnan, vendita invece all'auditorium prima dell'ingresso. Le prossime date saranno il 1 maggio con Emanuele Segre col suo concerto per chitarra, l'8 maggio domenica con l'ensemble trombe del Friuli Venezia Giulia, domenica 15 maggio con il trio jazz e domenica 22 maggio Gerny Misic all'arpa. Vi ricordiamo che la farmacia di turno oggi, martedì 19 aprile, è a Sottomarina alla farmacia Star Pharma. Con questo vi salutiamo, vi ringraziamo e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti!